Ben ritornati cari telespettatori, siamo insieme anche quest'oggi in diretta, ve lo ricordo, quindi come sempre potete intervenire, fare le vostre telefonate, mandare i vostri messaggi, noi cerchiamo sempre di leggerli tutti, di commentarli con i nostri ospiti, ve li presento subito, li vedete da distante, quindi ben arrivato Giuseppe, ben ritornato Giuseppe Sbalchiero, Presidente Confartigianato del Veneto, grazie di Buongiorno essere a lei e a qui tutti con lei, i rappresenta i telespettatori. piccoli imprenditori, quindi gli artigiani della nostra realtà produttiva, ben arrivato anche Alessandro Forestieri che è Presidente Cofidi di Polesine. Buongiorno, grazie. E quindi ci fa piacere avere anche la sua presenza perché forse può rappresentare una via d'uscita, insomma un'opportunità che a volte non tutti conoscono, che può essere colta, e quindi ci spiegherà il sistema Cofidi come funziona, che ruolo viene ad avere. Allora, io comincerei subito da lei. L'esordio è questo, una situazione economica veramente complessa, difficile. In questi giorni poi si sta acuendo anche il senso di malessere. È stato espresso dal Presidente degli industriali, c'è stata anche una manifestazione abbastanza forte. Insomma, non se ne vede una via d'uscita perché il governo è in stallo. Per carità, anche gli ultimi suicidi, fatti gravissimi, che comunque gli ultimi non sono neanche, non è che siano a collocarsi in questo momento particolare perché se ne verificano costantemente, gettano un po' l'allarme, la preoccupazione. Com'è la situazione, lei che la vive poi dal di dentro? Cerchiamo un po' di dare dei lumi, della chiarezza e dopo lei ravvede qualche possibilità delle vie d'uscita, qualche strada che può essere imboccata. Beh, guai se non vedessimo una via d'uscita, altrimenti è meglio cambiare completamente opinione e giudizio su tutti. E non è il governo che è in stallo, ma il Parlamento che è in stallo, perché un nuovo Parlamento è stato eletto ed evidentemente per i giochetti di basso profilo proprio, ogni tanto sento qualcuno che dice ma non li abbiamo andati là per giocare con le noccioline, datevi da fare perché noi stiamo aspettando risposte. Forse bisogna togliere le noccioline a questo punto. È brava, perché altrimenti corrono il rischio di continuare a sgranellare. Il vero problema è che non si sono resi conto che le imprese veramente non ce la fanno più. Le famiglie sono ridotte al lumicino e questi sono ancora convinti che la divina provvidenza possa avvenire, forse siamo troppo cattolici, che la divina provvidenza possa venire a risolvere il problema che loro non sanno come affrontare. Di cui sono concausa però, lo ricordiamo questo, no, sono la causa. Ecco, cioè, diamogli un po' di demerito, perché altrimenti... A prescindere da chi ha governato, cioè negli ultimi 20 anni, c'è stato Prodi, c'è stato D'Alema, c'è stato Berlusconi, in più occasioni. Beh, negli ultimi 20 anni il debito pubblico è cresciuto in maniera spaventosa. Per cui tutti quelli che ci sono lì oggi e che c'erano prima hanno la responsabilità di quello che hanno fatto. Non serve che continuiamo a dire guardate che non ce la facciamo più e anche le situazioni dei suicidi che ci sono, fortunatamente, dico, la vita umana è prima di tutto un valore assoluto, fortunatamente rimangono nella media degli anni precedenti, perché bisogna ricordare che anche negli anni precedenti c'erano suicidi non dettati da motivi contingenti di economia o meno, come anche in questo caso qualcuno c'è di sicuro, ma siamo ancora nei limiti concessi. D'altra parte dobbiamo ricordarci sempre che le regioni o le nazioni più evolute, Svezia, Norvegia, Finlandia, sono quello che hanno i più grandi numeri di suicidi in Europa. Quindi non significa che star bene non ci sia questo fenomeno, ma questo non per spezzare una lancia a favore o contro qualcuno, per dire ha fatto bene Zuccato a dire smettiamola di parlare di questi casi perché altrimenti continuiamo a fagocitare qualcuno. Altrettanto vero che il giornalismo deve raccontare il fatto e quindi anche su questo dobbiamo prenderne atto ed essere coscienti che il nostro scopo è quello di aiutare come organizzazioni il più possibile queste persone purché queste persone si facciano aiutare. Perché uno che decide di togliersi della vita non lo dirà mai a nessuno. Lo veniamo a scoprire quando il fatto è avvenuto, poi andiamo ad analizzare il perché è successo e magari sono cose che non c'entrano assolutamente nulla con l'economia. Detto questo, il problema è, e ce lo domandiamo comunque, perché questa è la grande sorpresa e la grande creatività, nonostante tutto quello che succede, nonostante che la politica non faccia assolutamente nulla,
stiamo ancora reggendo. Stiamo ancora reggendo, ma fino a quando? Bravissimo. Ecco, io la voglio fermare qua, perché la parola stiamo ancora reggendo, voglio che venga spiegata un attimo. La interrompo un secondo, solo perché abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Bianco Daniele. Sì, buongiorno. Chiama da... Voglio ancora più crisi nera. Sapete perché? Perché noi riportiamo i valori, dal minore all'anziano per le famiglie. Voglio ancora più crisi. Ma io spero tanto che il suo desiderio non venga esaudito, perché altro che valori. Va bene. No. Va bene. Che venga ancora più crisi. Ma lei lavora? Niente, non si sa neanche. Credo di no, dalla voce. Esatto. Oppure, ci sono molti cittadini e molti artigiani che sono su questo argomento favorevoli, perché c'è chi dice dobbiamo toccare il fondo, dopodiché dal fondo si comincia a risalire. Ma il fondo l'abbiamo già toccato, abbiamo già raschiato tutto quello che c'era da raschiare. Sì, però io le interrompo su questo aspetto qui, perché poi ne sono sensibili anche gli ascoltatori e un po' tutti. Noi che viviamo il territorio, che abbiamo a che fare con la quotidianità, abbiamo raschiato il fondo, lo stiamo scavando, cercando di trovare l'introvabile. Quelli che stanno lì e che hanno le noccioline e che hanno le buone uscite da 50, 60, esatto. 100, Ieri c'era una 500, trasmissione 800. non mi ricordo, su Rete 4 che cosa, che era proprio ho visto. Esemplare al riguardo, ha fatto capire chiaramente, ma lo diciamo anche noi ogni volta. Loro non hanno toccato neanche il benché minimo, bisogna togliergli tutto, metterli in queste condizioni. Ma non puoi, esatto. Non puoi, perché la legge lo prevede, cioè loro si sono fatti la legge ad personam. Stanno dicendo la legge me lo consente, ma io ho ancora in mente quello che ha detto un ex parlamentare consigliere regionale del Lazio, che ha 2 pensioni, una da consigliere regionale e una da parlamentare. E dice, è la legge che me lo dà, e perché me la vuoi togliere tu? Infatti quello che diceva ieri anche Di Pietro, ma la legge, brava, siamo perdere Di Pietro, no? No, ho voluto dire perché l'ha detto è la legge che e se dice qualcosa ti querela. Ma allora la legge è fatta per i furbi o è fatta per i cittadini? No, è fatta per i furbi. E continuiamo a fare questo? E continuiamo a dare credibilità a persone di questa natura? Il vero dramma è questo. Si sente il malumore che sta crescendo continuamente e l'opera nostra è quella in qualche maniera di riuscire a capirlo e vedere come risolverlo. Ma siamo di fronte a un muro di gomma, mi pare di vedere queste pareti di questa stanza che sono un po' rotonde, vai su, scivola e poi torna giù immediatamente, e poi torna su e scivola ancora. Non sappiamo con chi parlare. Il vero dramma è non sappiamo con chi rapportarci, perché oggi lo sport preferito, anche ieri sera nei talk show che abbiamo visto, è quello di scaricare la colpa sugli altri. Sì, infatti è un continuo. Ma dobbiamo smetterla di lavorare contro, lavoriamo per un obiettivo. Qual è l'obiettivo? Quello di ridare all'Italia, alle imprese, alle famiglie, ai cittadini la possibilità di vivere dignitosamente come si viveva prima. Il lavoro è anche questo. Quell'ascoltatore che ha parlato dei valori. È vero, i valori non esistono più, perché se siamo arrivati al punto che anziché dialogare fra di noi usiamo i sistemi di Facebook, Twitter, bellissimo, è l'aberrazione del rapporto con la persona. E hanno preso anche tanti voti. Sì, infatti quello... Neppure si conoscevano e sono diventati parlamentari e lavorano ancora giocando con il PC. Ma quali sono i problemi dell'Italia? Quello di far funzionare le reti telefoniche, quello di far funzionare le reti di internet alla grande. Usiamole, non facciamoci usare da questi strumenti. Mentre c'è troppa gente che si fa usare da questi strumenti. Ecco, cosa ne pensa a questo riguardo? Uscendo dal suo, un po' anche se vuole, dal ruolo che riveste, dopo ne parliamo anche. Su molte cose naturalmente mi trovo d'accordo con il Presidente. Io penso una cosa abbastanza semplice, che molto del malessere che oggi c'è è perché probabilmente la crisi ha acuito, no, la distanza che da sempre comunque c'è stata tra
la politica e il mondo delle imprese. Probabilmente questo oggi viene, negli ultimi anni è stato ancora più, diciamo così, più chiaro, e probabilmente, diciamo, forse è questo uno dei punti dove bisognerebbe concentrare maggiormente l'azione politica dei prossimi anni, del prossimo periodo, perché senza dubbio nelle precedenti crisi, per quanto c'era stato del malessere, essendo questa una crisi totalmente diversa che dura ormai da diversi anni e con la quale ci troveremo a fare i conti, credo, ancora per altrettanti anni, in un modo o in un altro, credo che la distanza tra l'azione politica e il paese reale si sia sentita. Si acuita. Sì. Nella zona di Polesine qual è la situazione? Guardi, citare i dati, no, sembra quasi uno sport, però parto dal presupposto che da un'indagine del Fondo Monetario Internazionale di una settimana fa circa, negli ultimi 3 mesi l'aumento dello spread ha fatto salire i tassi per le nostre imprese, i tassi sui prestiti per le nostre imprese di quasi il 40%. Questo è un dato naturalmente che deve assolutamente far riflettere. Per quello che riguarda il Polesine, che in Veneto è, diciamo, una delle province un pochino più disagiate dal punto di vista economico, il dato che registriamo a fine 2011 è un meno 7% di crediti concessi alle imprese rispetto all'anno precedente, quindi non un trend diciamo così positivo, al quale naturalmente dobbiamo trovare e dare delle risposte, e al quale contiamo di in ogni caso continuare ad affiancare le imprese e le aziende attraverso il Confidi. Assolutamente, adesso vedremo anche come. Rispondendo un po' al messaggio che è arrivato, che però è un po' anche un modo di pensare abbastanza diffuso, cioè molti dicono ma insomma vai all'estero, poi è anche il problema dell'estero, no? Tanti capaci, bravi, con buona volontà o giovani iper specializzati vanno all'estero, vedono che le cose lì girano, l'export tira, funziona, c'è la ripresa negli Stati Uniti, avanza, noi siamo nel baratro del nulla più nulla, e allora dicono c'è un disegno occulto, c'è qualcosa che non ci viene detto, c'è una deliberata intenzione o volontà di tenerci lì affossati. Lei come la vede? Magari ci fosse un progetto. Vuol dire che siamo di fronte a qualcosa. Questi progetti non ne hanno, questi qua vivono di rendita, non vogliono perdere i privilegi che hanno. Quindi e di una rendita di posizione acquisita. Parlando di estero, io mi occupo anche attraverso la Camera di Commercio anche di un'associazione che ha aiutato per molto tempo gli emigrati vicentini, quindi i vicentini del mondo. Non passa giorno che ricevo una telefonata da un amico, da un conoscente, da una persona che mi cerca e dire ho mio figlio, mia figlia che vuole andare in Canada, in Australia, mi metti in contatto con i vostri riferimenti perché vogliamo andare là? E ieri sera mi ha telefonato il papà di una di queste che mi dice ti ringrazio perché guarda, fatalità, mia figlia che voleva andare là è andata, i riferimenti che mi hai dato sono stati importantissimi. Quelli dell'associazione? Dell'Associazione Vicentini del Mondo. Sì, sì, sì. E ti devo dire che mia figlia prende il doppio di quello che prendeva qua. Mamma mia, questa non è l'unica... Questo è un caso abbastanza raro, perché non è sempre così. Beh, oddio, ne conosco anch'io alcuni che però non stanno in situazione. Ma vuol dire che le professionalità in Italia ci sono e sono costrette a essere mortificate perché non abbiamo spazi, perché non riusciamo a dare fiducia ai giovani, ma addirittura non è solo un problema di giovani. Sto parlando anche di molti artigiani che hanno i 65 e 70 anni che con la pensione non campano e quindi devono continuare a lavorare per restare ancora in condizioni di dignità. Cioè, di fronte a tutto questo, i giochetti che si stanno facendo a Roma stanno facendo molto male, non solo a Roma, anche in Europa si gioca. Io devo dare un plauso a Tajani perché si sta veramente dando da fare per risolvere alcuni problemi importanti. Ma è evidente che se Spagna e Francia
hanno ottenuto qualcosa di più dall'Europa. Infatti, quello che c'è, perché l'Italia non lo vuole chiedere. Il buon chiedere? Monti, che è il toccasana che ha salvato l'Italia e che ci ha messo nelle condizioni di andare nell'Olimpo. Cioè, messa alla rovescia Brava. l'Olimpo. Perché non alza la voce con l'Europa anche lui e comincia a dire adesso basta, visto che siamo il terzo paese che paga in Europa, perché dopo Germania e Francia c'è l'Italia, e cosa portiamo a casa in cambio? Assolutamente, bisogna capire. Esatto, e se si aprissero queste opportunità, perché persino il Portogallo sta ottenendo finanziamenti, sì. La Francia addirittura riesce a assumere con questo tipo di apertura che ha dato l'Europa, che tipo di sbocchi ci potrebbero essere per le imprese? Sicuramente molto importanti. Non dimentichiamo che in ogni caso in Italia c'è un costo del lavoro molto importante che nella maggior parte dei casi incide nell'esempio che prima il Presidente citava, e quindi in questa discrepanza, diciamo così, di guadagno che c'è nel lavoro, a volte nel lavoro estero. E che all'estero non ci credono, è la cosa che è stravolgente, che quando racconti quello che è il lordo della busta paga, sì. e il netto, e quello che poi devi anche pagare per tutto, tasse della casa, eccetera, lo racconti a una persona che vive all'estero, non ci crede, la cosa sconvolgente è questa, cioè è un paradosso tutto nostro. Prego, è un paradosso dirlo perché... tutto nostro ed è un paradosso che probabilmente la riforma Fornero non ha contribuito a migliorare, ma anzi, diciamo così, ha innalzato un po' di più i paletti che forse rispetto ad altri paesi ci permettono di sfruttare un po' di meno questo incentivo legato all'occupazione. Non dimentichiamo che occupazione vuol dire anche, diciamo, opportunità di crescita per il Paese. Assolutamente. E ammortizzatore sociale. Infatti, bravo. Allora, il problema ammortizzatori sociali è un'altra realtà, un'altra situazione importante. Poi i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, dei comuni, degli enti, questo è un altro cruccio che ci viene tante volte segnalato dai nostri telespettatori artigiani in modo particolare, perché poi le imprese lo vantano. Su questo c'è un fatterello che dovrebbe far sorridere, fa piangere. Per l'Italia sono 70 miliardi. Di più sembrano sbagliati i conti. Per l'ABI sono 100, okay, sì. Per qualcun altro sono 120-130. Ma neppure su questo siamo in grado di fare chiarezza. Non hanno fatto neanche i conti. Cioè, ma viviamo dove? Nel paese dei balocchi? È un bilancio, ti di conti, si tratta no, di bilancio. Non è un bilancio, non ci sono i bilanci, perché se ci fossero i bilanci, dovrebbe essere un bilancio, a fine anno sapresti quanti sono i debiti che gli enti pubblici hanno nei confronti dei fornitori. Non lo sappiamo, o perché tacciono, perché a qualcuno conviene tacere, far finta di niente, lo struzzetto che mette la testa sotto la sabbia, oppure c'è qualcosa che non funziona. Anche perché sono troppi gli enti interessati, i comuni, le province, le regioni, le ALS, tutti gli enti pubblici. Quanti sono? Non lo sappiamo. Esatto, bravissimo. Poi c'è lo Stato e quant'altro. E torniamo su questo discorso, voi se dovete intervenire approfittate, ne andiamo in pubblicità. Allora, prima di andare sul discorso che è importantissimo dei pagamenti della pubblica amministrazione, degli enti, dei comuni, che quando ci parliamo poi di comuni riguardiamo la categoria degli artigiani, tanto è vero che ci sono anche delle reazioni, alcuni non accettano più commesse da parte di comuni perché dicono tanto non perdo niente perché i soldi non li farò mai, non li riceverò mai. E un messaggio, noi giovani non possiamo pagare per un governo fallimentare e questo è un altro problema, quello dei giovani, l'affrontiamo sempre dopo. Io vorrei capire come funziona il sistema Cofidi per dare una mano a chi non conosce questi meccanismi che possono invece essere di aiuto. E dopo andiamo a parlare con Sbalchiero del Assolutamente. Il sistema Confidi, diciamo che oramai da qualche anno a questa parte è sempre più un'esigenza, una risorsa alla quale l'azienda deve
attingere per ottenere ulteriori garanzie, per diciamo così... Cioè passa attraverso l'associazione, sì, per riuscire a ottenere... Per riuscire ad ottenere, diciamo così, poi il finanziamento bancario, la liquidità, l'appoggio, diciamo così, sul credito di cui naturalmente tutte quante le aziende, piccole o medie che siano... Altrimenti la banca chiude le porte. Hanno bisogno, sì. Le banche hanno naturalmente, soprattutto negli ultimi 2 anni, chiuso un po'... tanto. Sì, hanno stretto un po' i rubinetti per quello che riguarda la concessione al credito, l'elasticità che fino a 5-6 anni fa c'era, ripeto, negli ultimi 2 anni è venuta quasi totalmente a mancare, tant'è vero che c'è addirittura un dato in controtendenza per cui 1/5 dei finanziamenti o delle garanzie concesse o erogate dai Confidi, quindi diciamo così, per cui il Confidi ha dato parere favorevole, non sono state comunque erogati dal sistema bancario, quindi questo è un dato, diciamo, che fa naturalmente riflettere. I Confidi, che siano 107 o 106, forniscono appunto garanzia mutualistica alle imprese, quindi l'impresa si rivolge al Confidi nell'associazione di categoria e il Confidi, attraverso, diciamo, tutta la fase istruttoria, aiuta l'impresa in quello che è tutto il passaggio da seguire, tutta la strada da seguire per arrivare all'accesso al credito da parte dell'istituto di credito. Quindi è importante naturalmente sottolineare che i Confidi non erogano denaro, ma esclusivamente garanzie mutualistiche su prestiti o linee di credito, diciamo così, che sono utili alle imprese. Però sono importanti per accedere a finanziamenti. Assolutamente sì. Ma c'è un problema importante, che il Confidi garantisce il 50% del credito erogato all'azienda, quindi la banca rischia il 50% dell'importo assegnato. Quindi c'è una motivata anche a darlo a questo punto. Sì. Nonostante tutto, fa bene a ricordare il collega che le banche rifiutano. Nonostante ci siano i Confidi. Nonostante ci sia la garanzia del 50%, troppo buono, qualche volta del 60%, qualche volta del 70%, perché in alcuni casi c'è anche del 70%, sì, le banche rifiutano. Ma rifiutano perché? Perché non hanno più capacità di erogare. Il vero problema è questo. Quindi non hanno liquidità neanche disponibile. Perché diciamo che le banche negli ultimi anni hanno investito poco nell'economia reale e si sono concentrati più in un'economia di mercato che poco naturalmente ha a che fare con i problemi che quotidianamente vivono le piccole e medie imprese. Faceva bene il Presidente a ricordare che le garanzie che il Confidi fornisce sono in molti casi in misura del 50%, ma in alcuni casi anche nella misura del 70% o anche dell'80% in casi particolari, quando bisogna, diciamo così, richiedere garanzia utilizzando i fondi antiusura. Quindi il Confidi è anche un meccanismo che permette magari all'azienda in difficoltà di evitare figure un po' losche che possono gravitare nei momenti difficili ed essere e approfittare, diciamo, della difficoltà dell'impresa, ma attraverso il Confidi possono in qualche modo anche avere risoluzioni a problemi legati a sofferenze passate che possono aver avuto. Ecco. Assolutamente. Presidente, però magari uno fa anche meno di accedere ai finanziamenti se ricevesse i pagamenti dovuti, perché poi alla fine questo è un po' il discorso. Molte volte si va per riuscire a pagare anche delle commesse che stanno arrivando e per svolgere dei lavori, perché tanto non si stanno ricevendo i soldi da tutti. Noi abbiamo 2 tipi di crediti. Il credito verso lo Stato, quindi comuni, province, ALS, regione, e i crediti verso i privati. Chi sono i privati? Il nostro mondo si caratterizza per i distretti, per le filiere, e inevitabilmente un'impresa di medie dimensioni ha 10, 15, 20, 30 aziende artigiane che lavorano in filiera. Molti di questi crediti noi li abbiamo con i dirimpettai di sopra, quindi con l'azienda madre che a sua volta lavora
forse anche con gli enti pubblici, forse anche con l'estero, e il fatto che non paghi più nessuno per qualcuno è diventato una furbizia. Perché ci sono due tipi di problemi. Il primo con l'ente pubblico, e che in parte verrà parzialmente sbloccato, perché bisogna dire questo, facevo anche un esempio, il 13% dei 40 miliardi, benissimo, io ho 3 figli che tutti e 3 devono mangiare, devo decidere io, ente pubblico, a chi dare il 13%, a chi dar da mangiare, al primo o al secondo o al terzo, perché agli altri due dirò guarda che voi mangerete fra un anno sarete già morti. Esatto, questo è il problema. Per cui il sospetto che butto lì è che questi soldi non verranno mai pagati perché nel frattempo le imprese saranno morte. È gravissimo questo. Sembra una logica medievale. Perché, bravo, una logica medievale. L'altro problema invece è con i privati, cioè fra impresa e impresa, fra impresa e privato. Le nostre aziende che lavorano nel comparto della casa sono in difficoltà perché? Perché anche il privato ormai non è più nelle condizioni né di pagare né di dare commesse, perché se non c'è certezza, se non c'è tranquillità, se non c'è fiducia, si blocca tutto. Ed è questo il problema che noi stiamo vivendo. Quindi da una parte il pubblico, dall'altra il privato. Ma il pubblico a chi pagherà per primo? E se pagherà per primo le aziende madri, c'è un riscontro che poi queste aziende paghino i loro fornitori che sono le nostre aziende? Non c'è nessun riscontro. Per cui io pago te, tu poi arrangiati. Certo. Ed è questa la situazione che stiamo cercando di far capire, perché non è che avendo pagato lui abbiamo risolto il problema, no. Perché lui deve altre 5, 6, 2, 1, 10 aziende che stanno lì aspettando per chiudere o per andare avanti. E ricordiamo che, allacciandomi al discorso, che le aziende che nel frattempo, a causa del ritardo cronico dei pagamenti, che hanno eventualmente presentato dei concordati presso il Tribunale, perdono, diciamo così, il diritto a vantare tutto il credito maturato, quindi avranno sicuramente diritto diciamo così, all'escussione del credito, ma in misura ridotta rispetto al credito vantato, quindi già questo è una grossa pecca, diciamo così, di questo tipo di sistema. Rilacciandomi anche un altro messaggio che era arrivato prima, che parlava sull'euro. Bravo, esatto, l'ho letto. Ogni tanto anch'io faccio un paragone, perché ogni volta che faccio un pagamento raffronto sempre con le lire. Mi è naturale. Se devo pagare 100 euro dico non sono 100 euro, sono molto di più. Perché? Perché io ricordo che ai primi anni 2000 i miei dipendenti prendevano in busta paga 1,8, 1.800.000, 2 milioni e 2 a seconda dei mesi e anche a seconda della quantità di ore che venivano fatte. E con queste risorse vivevano molto, ma molto dignitosamente. Poi improvvisamente ci siamo trovati in busta paga non più i 2 milioni, ma 900, 1.000, 1.100 euro. E che il potere d'acquisto di 2 milioni era elevatissimo. Il potere d'acquisto di 1.000 euro valeva non la metà, ma meno di un quarto. E qua c'è stato un controllo, non c'è stato il controllo, tant'è che oggi viviamo. Ho fatto un piccolissimo paragone e invito a farlo tutti. Quanto costava un'auto nel 2000? Quanto costa la stessa auto con la stessa cilindrata oggi? Guardate questo passaggio e vi rendete conto quanto l'euro abbia influito negativamente nei consumi. Cioè non sto dicendo che è stata una iattura l'euro come sosteneva quel messaggio che è arrivato. Dico semplicemente che l'euro ha cambiato completamente i consumi perché ha ridotto moltissimo la capacità di spesa di chi ha gli euro oggi. Per qualcuno è stata una manna. Chi vendeva prima
a 1.000 e ha venduto a €1, si è fatto i soldi, quindi... ha portato a casa il doppio. Certo, ma secondo lei, perché poi quello che si discute anche tanto in questi momenti, che ad alcuni fa paura, poi noi questo tema lo approfondiremo anche stasera con un economista per capire gli economisti cosa ne pensano, però chiedo a lei, perché il ritorno che alcuni fanno a una moneta diversa, non dico la lira ma qualcosa di diverso, tenendo conto che gli artigiani, i piccoli imprenditori non solo si avvalgono di materie prime che non si trovano nel nostro paese, potrebbe essere un'altra iattura nella iattura oppure no? Perché da fuori bisogna che noi compriamo, cioè l'Italia non vive di proprio prodotto interno. Ma c'è un altro aspetto collegato a questo. Il mio collega tedesco non paga gli interessi che pago io in Italia. Il mio collega inglese non paga gli interessi, o norvegese o svedese, non paga gli interessi che pago io in Italia, paga molto meno. Perché? Eppure il debito della Germania non è molto differente da quello dell'Italia. Cioè, se l'euro è per tutti, deve avere gli stessi valori per tutti. Non può esserci diversità, perché altrimenti corriamo il rischio di avere cittadini di euro di serie A, cittadini di euro di serie B. Quello che è successo a Cipro e che era già successo a noi da Amato, esatto. E che mi auguro veramente non sia uno dei candidati a Presidente della Repubblica, perché uno che mette le mani in tasca alle persone e che non se le mette nelle tasche proprie, visto quello che prende di pensione quel signore, dovrebbe vergognarsi di partecipare ancora alla vita pubblica, che si ritiri a vita privata, che fa bene, perché fa parte sempre di quello che si dice, la legge me lo dà, ma l'hai fatta tu la legge? Fai una legge che anch'io, solo perché sono artigiano cittadino, mi porto a casa 30 milioni. Assolutamente, assolutamente. Cosa ne pensa? Beh, è verissimo, sicuramente noi abbiamo... Ma nel sistema dei finanziamenti, perché poi questo è un aspetto importantissimo, quelli che tanti temono con le banche, no? E quindi i mutui, i prestiti ottenuti attraverso le banche, i finanziamenti, eccetera, cosa subirebbero in un cambio con una moneta diversa o comunque da un'uscita dall'euro? Guardi, senza dubbio il cambio per noi è stato suicida, nel senso che non questo abbiamo... vabbè, lo sappiamo. Ma senza dubbio, ed è indubbio che con un altro tipo di moneta in questo momento è improponibile anche fare un raffronto, perché diciamo si sgretolerebbero un po' quelli che sono i punti di riferimento e i parametri attuali. Diciamo che in una situazione sicuramente tranquilla, senza dubbio, con la nostra vecchia moneta cara a questo punto avremo senza dubbio delle possibilità in più e dei tassi inferiori. Certo, rispondendo a questo messaggio che invece fa un riferimento di un altro genere, che però è sempre legato a questo, cioè ci siamo abituati comunque a vivere su valori virtuali, cioè anche la stessa impresa operava in virtù di finanziamenti da parte della banca, di soldi che avrebbe ottenuto, di proiezioni e così poi le banche sono state le prime che hanno fatto il disastro che hanno fatto, e quindi la finanza virtuale. Io parto da un presupposto, che se io ho un'offerta di fronte, utilizzo l'offerta che ho di fronte. Chi è che mi ha messo in mano questa offerta? E se l'ha fatto aveva i propri tornaconto. Sono loro che dovevano preoccuparsi di avere le coperture necessarie. Cioè non scarichiamo sempre sull'utente finale o sul cittadino o sull'imprenditore. L'imprenditore ha fatto degli investimenti, e io non sto parlando di quegli imprenditori che hanno spropriato completamente l'impresa di qualsiasi cosa, se la sono messa da una parte e poi quando è stato il momento hanno chiuso l'impresa. Le nostre imprese, le imprese artigiane, ma anche quelle commerciali, hanno messo dentro tutto quello che avevano, la famiglia, che non è un valore di poco conto, i beni propri, perché ricordiamoci bene che nessuna banca ti dava ancora allora nulla se non avevi le firme. Assolutamente. Quindi quel messaggio è completamente sballato. Perché? Perché nessuna banca ti dava 100 milioni se non avevi copertura per 200 milioni in proprietà, in immobili o qualcos'altro, titoli di Stato o cash controvalore. Per cui certe cose lasciamole perdere. Dov'è stato l'escalation delle banche? Quando si sono sentiti tutti anglosassoni.
poi abbiamo pagato il conto noi. Ah beh, certo. Dove il debito, quando si andava, e io ricordo, ne ho fatti anch'io, di mutui alla grande, per crescere, andavi là, ti finanziavano il 50, il 60% dell'importo, esclusa IVA. Siamo arrivati negli anni 2000 dove ti finanziavano il 120%, compreso l'IVA, perché ti pagavano anche i mobili, sì. o l'arredo, certo. o i macchinari. Cioè, se questo si tratta di un fatto per me abbastanza grave, siamo diventati anglosassoni, tant'è che poi gli anglosassoni con la Lehman Brothers hanno fatto quello che hanno fatto. Esatto, sì. Ma se questo è lo spirito con cui le banche italiane hanno lavorato, beh, qualche responsabilità ce l'hanno. Ah, ma quello lo sappiamo Noi ne abbiamo approfittato, per l'amor di Dio, ma ce li hanno dati. Sì, certo, questo sì. Pubblicità, poi torniamo insieme tra poco. Allora, stiamo giungendo verso la conclusione, per cui ci restano anche pochi minuti. In conclusione, diamo un consiglio per quel che riguarda chi ha bisogno in questo momento, quindi ha bisogno di qualche garanzia. Che cosa assolutamente, il consiglio è quello di rivolgersi alla propria associazione di categoria. Presso gli uffici di Confartigianato in Veneto sapranno sicuramente indirizzare l'azienda verso il Confidi di riferimento. Il Confidi di riferimento farà senza dubbio tutto il possibile per consigliare e accompagnare l'azienda verso, diciamo, il più corretto cammino per l'accesso al credito. Vorrei chiudere sottolineando, diciamo così, che ormai quasi un artigiano su due si rivolge al sistema Confidi, vuol dire che è un sistema che funziona, per cui diciamo così, forse è uno dei pochi baluardi ancora in grado di sostenere la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese in Veneto e in Italia. Certo. Stabilità ancora, ci voglio ritornare in chiusura un po' sul discorso che aveva fatto all'inizio, che aveva dato finché andiamo avanti, finché ci siamo, se dice stabilità, c'è qualcosa ancora su cui arrampicarsi? Mi pare di tornare bambino e leggere le fiabe, che avevano un percorso sempre orribile, ma poi c'era il lieto fine. Percorso orribile mi fa. Sì. Vabbè, e noi il percorso per non di fare orribile altro. lo stiamo vivendo da qualche anno. E uno che lavora in proprio, se non è un ottimista, diventa drammatico continuare. Quindi ottimisti dobbiamo esserli comunque. Il problema è che stiamo perdendo tutte le speranze, perché effettivamente ormai finiti i soldi non abbiamo più niente da perdere, possiamo uscire dall'euro che tanto, cioè voglio dire, c'è questo continuo pessimismo che induce anche i più ottimisti a essere negativi. Io voglio sperare invece che l'ottimismo ci porti a vedere una soluzione. Proposte ne abbiamo fatte tante, compreso quella della compensazione di debiti e i crediti con la pubblica amministrazione. Che si fosse avviato. No, ma non può essere, perché c'è il veto del ragioniere capo dello Stato, cioè la persona che prende non so quanti milioni, che ci dice che noi non possiamo essere pagati o compensati. Cioè, ma ragazzi, toglieteli a lui. Toglieteli ai ministeri, toglieteli a... Vedrete che qualcosa succederà. Questi sono intoccabili. Certo. E sono quelli che decidono la vita o la morte delle imprese. Tanto che muoiono le imprese, loro lo stipendio continua. Però non è più così. Siamo in chiusura proprio, una boutade e poi, ma alla fine, come tanti messaggi, ma poi lo vediamo anche in altre trasmissioni anche di carattere nazionale, quando viene toccata l'intervista del popolo, non hanno niente da perdere, imprenditori che hanno perso tutto, che qua, che là, che su, che giù. Alla fine del nulla questi intoccabili non possono mica alimentarsi, quindi chi non ha più niente da perdere forse qualche azione poi la pensa. È solo la politica che può cambiare, perché un burocrate non cambierà nulla. Il burocrate è quello che ha impedito le tante manovre che sono state fatte fino ad oggi, perché quando passi da lui dici io non ci metto la firma. Certo, e la politica deve prendere questi signori e cacciarli a casa. Quando prima caccerà a casa i burocrati, che sono quelli che stanno impantanando anche il PD, l'apparato, quanto prima li mandano a casa, quanto prima si risolverà la crisi.
Detto questo, noi ringraziamo i nostri ospiti, siete stati qui con noi, Presidente Sbalchiero e anche il Presidente Coffi di Polesine, ringraziamo voi di aver partecipato con i vostri messaggi, noi comunque continueremo a parlare anche di questi temi, avremo un altro rappresentante categorie produttive, avremo dei politici, avremo degli economisti, questa sera alle 21 io vi aspetto come sempre in diretta per partecipare e dire la vostra opinione. Grazie ancora, a presto, a stasera. Arrivederci.